E parliamo adesso della festa della patria del Friuli che si è celebrata oggi a Gorizia. Tanti i momenti simbolici che si sono susseguiti prima nella chiesa di San Rocco e poi nella vicina sala incontro. Tra questi l'esecuzione dell'inno del Friuli e la lettura della bolla imperiale. Sentiamo il servizio di Francesca Santoro. L'esecuzione dell'inno del Friuli Incontro al Domani è stata uno dei momenti salienti dell'edizione 2019 della Festa del Friuli, ospitata da Gorizia. Dopo l'esposizione della bandiera in Piazza Vittoria, nella chiesa di San Rocco, i delegati delle 3 diocesi di Gorizia, Udine e Pordenone hanno celebrato la messa in friulano, con letture e preghiere anche in sloveno e tedesco. Nell'attigua sala incontro di Borgo San Rocco si è svolta la cerimonia civile, culminata nello scambio della bandiera del Friuli tra il comune di Valvasone Arzene, che aveva ospitato l'edizione 2018, e quello di Gorizia. I figuranti dell'Associazione Arma Antica di Gorizia hanno dato poi lettura della bolla dell'imperatore Enrico IV, che rappresenta l'atto fondativo della patria del Friuli. Il sindaco del capoluogo esontino, Rodolfo Ziberna, ha colto l'occasione per auspicare l'imminente emissione di una bolla regionale a tutela della provincia di Gorizia. A chiudere la cerimonia sono stati i tedofori della staffetta per il Friuli, in collaborazione con l'Associazione Maratonina Udinese, partiti da Mariano del Friuli, che hanno consegnato simbolicamente al sindaco Ziberna la bolla imperiale. E la festa del Friuli è stata l'occasione per ribadire l'importanza delle politiche linguistiche per la nostra regione e anche per ricordare come diverse identità, lingue e culture siano l'essenza stessa del nostro territorio. Sentiamo le interviste all'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. La festa del Friuli a Gorizia è una festa che ha sempre un significato attuale? Assolutamente sì, è un significato oggi più che mai attuale, nel senso che questa amministrazione regionale in modo particolare vuole mettere tutte le politiche linguistiche del territorio non come un fronzolo in più, non come qualcosa di superficiale, ma come elemento fondativo del Friuli Venezia Giulia stesso. Quindi per noi la valorizzazione delle culture e delle diverse identità presenti sul territorio è un elemento di assoluta importanza. Soprattutto ai giovani, qual è il messaggio che deve arrivare? Queste ricorrenze sono in particolar modo dedicate ai giovani perché è grazie ai giovani che si possono tramandare culture, tradizioni, identità e appunto lingue diverse da quella italiana. La festa del Friuli a Gorizia è un modo per celebrare una delle tante anime della città. Ma anche una delle anime più dominanti all'interno della nostra città. A me piace sempre ricordare o presentare una fotografia di una famiglia di 150 anni fa a Gorizia in cui intorno al tavolo si conversava in diverse lingue, il padre si poteva rivolgere a un altro componente della famiglia in friulano, sentire la risposta in sloveno e l'altro ancora in italiano e magari in tedesco. E questa era proprio la famiglia tipica di poche generazioni fa. Non dimentichiamoci che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla costituzione della Società Filologica Friulana con sede a Gorizia, ma non dimentichiamoci anche i grandissimi nomi che il nostro territorio ha dato al Friuli, dal Michesteta, grazie di Eseri Ascoli, a Vittorio Locchi, per giungere fino ai nostri giorni a Celso Macor, quasi fino ai nostri giorni. Perciò noi crediamo che una parte importante ovviamente della componente goriziana sia proprio questa friulana.